Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Ma chi su sti giri affocati? Curiosi? E allora? Amo un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Ma chi su sti giri affocati? Che in italiano alla fine sarebbe una bietola affogata. In siciliano la bietola viene chiamata giro. Non è nient'altro che un piatto molto ma molto semplice nella sua esecuzione, ma anche nella reperibilità delle materie prime, diciamo così, perché esso trae origini dalla cultura contadina siciliana. Anticamente i contadini, come in tutto il resto d'Italia, in Sicilia nello specifico, non facevano altro che vendere i propri prodotti e una parte li tenevano per sé per poter alimentare e sostenere la propria famiglia. Per cui questo piatto appunto viene fatto con prodotti della terra, di una semplicità incredibile, molto ma molto leggero, ma questa leggerezza e questa semplicità non fa venir meno la bontà di questo piatto. È un piatto di una bontà incredibile e invito tutti quanti a provare a farlo perché non solo è dietetico, fa bene alla salute, velocissimo da preparare e più che altro è buono assai. Allora, bando alle ciance e cominciamo a lavare la nostra bietola, che io ora chiamerò giri. Una precisazione, il piatto nasce con i giri selvatici. Oggigiorno, onestamente, trovare giri selvatici è abbastanza un'impresa, per cui comprate quelli del supermercato che alla fine non saranno buoni uguali, ma su buono un stesso. Adesso mi va a lavare i giri e mi arrecampo. Un bennete! E rieccoci di nuovo qua. La bietola è stata, anzi, i gira sono lavate. Adesso devo fare una salsa pick pack. Per chi non fosse siciliano e si chiedesse ma che è questa salsa pick pack? Anche questa, nulla di più semplice. Un soffritto di aglio, pomodoro fresco a pezzetti e buttato sopra. Far cuocere con fiamma vivace. Dopo 3, 4, massimo 5 minuti il pomodoro è pronto. Dopodiché continueremo la preparazione. Ora, questo è un piatto che solitamente viene fatto col pomodoro fresco, quindi questa è un'altra precisazione che va fatto. Lo scienziato della tastiera si mette a commentare, a scrivere fesserie, ci tengo a puntualizzare che è un piatto che viene fatto con il pomodoro fresco, ma siccome non siamo, come vedete, in periodo di pomodoro, perché siamo non miele, sarà a febbraio, preferisco a un pomodoro di serra un ottimo pelato, per cui se siete nel periodo invernale procuratevi un bello pelato che è la stessa cosa, o quasi. Fatta quest'altra precisazione, adesso immediatamente casa e sa picche pack, quindi girate da questa parte così vedete tutto bene da vicino. Aglio in camicia, schiacciato, e lo mettiamo in una padella con dell'olio. Soffritto l'aglio, fuoco vivace, pomodoro pelato. Deve gustare. Il porco è un mondo, ma è necessario. Adesso vi spiego il perché. Lasciate così per una trentina di secondi, così a fiamma molto vivace, e adesso vi dico il perché. Nel frattempo togliamo l'aglio. E allora, la nostra salsa sta andando, adesso vi spiego il perché di questi 30 secondi, massimo 40, a fiamma vivace. Mi dispiace, sa anche appare tutta la cucina, purtroppo non se ne può fare a meno se si vuole un buon risultato. Per chi non fosse siciliano, inchiappare sarebbe sporcare. Lo so, le mogli mi odieranno moltissimo, purtroppo chi si azzita, non ce ne sono altre. Vi spiego perché. L'alta temperatura dell'olio, messa a contatto con il pomodoro che andremo a mettere giù, farà sì che vada via tutta l'acidità del pomodoro. Questo shock termico, questo stacco di caldissimo temperatura ambiente, praticamente toglie l'acidità del pomodoro. Vi accorgerete che dopo 2, 3, massimo 5 minuti il pomodoro è già cotto e dolce, senza bisogno di mettere zucchero. O zucchero metteteli nei dolci, mai in una salsa di pomodoro. Trascorsi quei 4 minuti che vi dicevo totale, possiamo adesso andare a mettere direttamente i giri nella salsa di pomodoro, abbassando la fiamma in questo modo.
I giri non vanno assolutamente sbollentati, si andranno a cuocere direttamente in padella. Non vi preoccupate, in questo momento sembrano parecchio grandi e obiettivamente lo sono, ma appena inizieranno a cuocere diventeranno meno della metà. Poi via. Adesso coperchio e facciamo cuocere. Non vanno aggiunti altri liquidi perché durante la cottura i giri stessi rilasceranno la loro acqua di vegetazione. I giri stanno cuocendo, quindi coperchio e facciamo cuocere 20-25 minuti, dipende sempre dalle dimensioni e dalla grossezza della foglia del nostro giro. Andate controllando, appena sono pronti ve ne rendete subito conto, regolate di sale e di pepe e praticamente sono già belli e che pronti. La morte sua, come si suol dire, è quella accompagnata con dei crostini, quindi adesso più che dei crostini, quindi una classica, potremmo dire quasi zuppa, perché è un piatto parecchio morbido, ma non è proprio una zuppa comunque, è un piatto morbido che è parecchio sugoso, diciamo così, liquido. Quindi questi crostini andrebbero messi in un'apposita terrina e accompagnare questo piatto morbido fantastico. Adesso io invece vado a ricreare con del pane, ovviamente procuratevi un pane serio, delle fettone, farò dei crostoni di pane e poi vi faccio vedere un po' quello che può essere il tocco finale di questo piatto che magari lo rende un po' più. Vado a tagliarmi i crostoni. Tegamino sul fuoco e facciamoli dorare, rendiamoli croccanti croccanti. Burro in un tegamino, un po' di rosmarino e salvia, facciamo sciogliere e fare insaporire un pochettino questo burro. Appena cominciate a sentire il profumo delle erbe aromatiche, adagiate la fetta di pane o le fette di pane. Ed ecco qua i nostri giri pronti. E adesso andiamo a comporre il piatto. E in ultimo una spolverata di caciocavallo grattugiato. Per i più esigenti, o lo ripassate in forno a gratinare, oppure se avete un piccolo cannello, verdade!